La spiaggia di Jesolo, che da sempre attrae milioni di presenze ogni anno, adesso circolerà con la sua immagine anche per tutta Italia, grazie a un francobollo di Poste Italiane. Il prodotto filatelico, presentato questa mattina, in occasione della festa del santo patrono San Giovanni Battista, nasce da un'iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con il Comune e il geometra jesolano Adriano Vidotto, membro del Circolo Filatelico di San Donà di Piave. Si tratta di una grande iniziativa comunicativa anche per la nostra città, un'occasione che abbiamo colto al volo. Ringraziamo ovviamente Poste Italiane e anche il Mimit per averci concesso questa possibilità di avere 250.000 francobolli che gireranno nei prossimi mesi nel territorio nazionale e che hanno appunto l'opportunità di raccontare attraverso un'immagine iconica, quella della nostra spiaggia, durante una manifestazione molto coinvolgente e che attira decine di migliaia di persone ogni anno come gli aquiloni, raccontare appunto il nostro territorio, farlo conoscere a chi non ci conosce. È stata un'esperienza e una possibilità straordinaria, quindi davvero un grande onore. Abbiamo scelto questa giornata, quella del Santo Patrono, per condividere con la nostra comunità questa che è un evento più unico che raro. I francobolli sono un atto di Stato, è la celebrazione, la certificazione dello Stato per le proprie eccellenze del sistema nazionale, del sistema Italia. In questo caso chiaramente si è voluto premiare la città di Jesolo come sede di turismo, ma anche sede di divulgazione di cultura per quanto riguarda tutte le vostre iniziative che ho avuto modo di apprezzare, che devo dire identificano Jesolo come sede di un patrimonio nazionale unico.